Dopo la firma del patto per la Sicilia nella Valle dei Templi ad Agrigento, l'intervista al deputato regionale di Area Popolare Enzo Fontana, al microfono di Irene Milisenda. L'impegno appunto di Renzi per questo patto per la Sicilia è una grande opportunità per la Sicilia, per Agrigento. Diciamo che l'impegno è stato complessivo del governo nazionale e anche del governo regionale, sono state individuate parecchie opere strategiche ed importanti in diversi settori, dalle infrastrutture alle attività produttive, ai beni culturali, al turismo e così via, pertanto sarà per noi una ricaduta importante. Noi ci auguriamo tra l'altro che questa presenza di Renzi, del Presidente Renzi, ad Agrigento e in questo sito importante qual è la Valle dei Templi e il Tempio della Concordia sia un segnale di grande attenzione per il nostro territorio, quindi speriamo che si continui su questa strada, perché la Sicilia veramente in questo momento sta vivendo un momento particolarmente difficile, sia per le condizioni socio-economiche della regione, ma anche per la disoccupazione dilagante, per le attività produttive che in effetti non sono all'altezza del compito. Noi cogliamo comunque in questo momento dei segnali positivi, soprattutto nel settore turistico, che è uno dei settori strategici dello sviluppo, quindi le notevoli presenze che sono parecchio limitate in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni ci fanno ben sperare per il futuro. Noi vogliamo e desideriamo che questa presenza sia di buon auspicio, perché la Sicilia possa sempre più crescere, svilupparsi e dare quelle risposte che tanti cittadini siciliani aspettano da tempo.